Sto fuori il balcone di casa mia. Il cielo è leggermente nuvoloso. Di fronte vedo l'autostrada e la Napoli-Bari, dove di tanto in tanto le auto passano, raramente, perché è sera. In alto la luna è una luna piena, splende, è molto bella. C'è pace, c'è quasi silenzio perché si ode solo il rumore delle auto che vanno e che vengono. A volte mi chiedo per quale motivo vivere, per quale motivo domandarsi tante cose, per quale motivo pensare al passato, pensare alle cose giuste, alle cose ingiuste. Ecco, sta passando un aereo, lo vedo a circa un'altezza di circa 300 metri su di me perché vicino c'è l'aeroporto. È un aereo della Lufthansa, si vede il simbolo della società, ma io dicevo, a volte pensavo, l'uomo ha una vita molto limitata, una vita di pochi anni tutto sommato. A volte se ci mettiamo a contare fino a 100 ci mettiamo pochissimi istanti, e se contiamo fino a 70 ancora meno. Eppure se rapportiamo questo conto, queste unità per gli anni, abbiamo che se facciamo 70 capodanni, 70 volte che stappiamo lo spumante, scusate, la nostra vita è finita. Eppure questa vita così breve l'uomo crede di essere universale, di essere eterno, fa del male, violenta, accumula ricchezze, si iscrive ad associazioni segrete, tipo la massoneria, tipo anche l'Opus Dei cattolico, che in fondo è una massoneria bianca, ma comunque che sono associazioni che servono a tutelare i loro iscritti. E ci sono persone che invece questi 70-80 volte che stappano lo spumante vivono in semplicità, senza eccessivi problemi. Io mi domando chi è in fondo più fortunato, chi è più fortunato? L'uomo che si inventa schiavitù con accumulare ricchezze, o l'uomo che si accontenta di una famiglia, di poche cose e che cerca di purificare il proprio passato dall'eccessivo peso della memoria. Ecco, stasera penso questo, stasera che è tardi e che sono stanco, perché sono venuto da poco da lavoro, dove ho lavorato una giornata intera per portare il pane quotidiano a casa mia.